Sì, buongiorno. Oggi ci troviamo in una zona che ha sempre rappresentato per il terzo municipio di Catania sicuramente un punto cardine che più volte è stato trattato dalle varie amministrazioni che si sono succedute a Catania, ma senza mai trovare le risposte che i cittadini volevano sul territorio. Precisamente ci troviamo alle spalle dell'Istituto Lombardo Radici, quindi su via Imperia, e siamo alla presenza, come fra poco vi faremo vedere, di un terreno di proprietà del comune totalmente abbandonato a se stesso, dove possiamo riscontrare delle asperità, un terreno che comunque ha un dislivello con la strada di circa 6 metri nel punto più basso, dove sarebbe dovuto sorgere già dai tempi del Piccinato, quindi di un primo piano regolatore della città di Catania, un ponte o comunque una strada di collegamento tra via Vagliasindi, passando per appunto piazza Lombardo Radice, che poi collegasse appunto questo lato della città a via Cosenza, che invece è qui sotto di noi, e di conseguenza alla circonvallazione e via Vincenzo Giuffrida. Nodo che non è stato mai affrontato realmente dalle amministrazioni che si sono successe e che ancora oggi nel 2020 non trova risposta. Noi oggi siamo qui per attenzionare il Comune di Catania e il Sindaco e la sua Giunta che la città è il terzo municipio, nel nome del mio consigliere Strano e del resto del municipio, dei miei colleghi, chiediamo delle risposte per sapere la reale attuabilità e fattibilità di un progetto che donerebbe finalmente risposte a chi come noi si interroga del perché ancora questo piano viario non è stato realizzato e tuttora il Comune tende a non dare le risposte che vogliamo.